Il dolore di perdere un figlio è un dolore enorme, incontenibile. C'è un genitore che, tra l'altro, il figlio deceduto era figlio unico, quindi si può immaginare quale disperazione io abbia trovato stamattina in queste famiglie. Solo disperazione o anche rabbia? Anche rabbia. La rabbia per un incidente causato dall'incoscienza di un'altra persona che non si è neppure fermata a prestare soccorso. Silvia Susanna, sindaco di Musile, ha toccato con mano lo strazio delle famiglie dei 3 ragazzi del suo territorio che hanno perso la vita e chiede, come i genitori delle vittime, che chi ha sbagliato ne risponda. Giustizia, assolutamente, giustizia, ma io anche come sindaco chiedo giustizia perché abbiamo perso 4 ragazzi per bene, di famiglie per bene, delle perle di giovani di cui la nostra comunità aveva bisogno, quindi io credo che se c'è qualcuno che ha commesso un errore deve pagare per questo errore. Nessuna autopsia, la Procura della Repubblica ha concesso il nulla osta ai funerali dei 4 ragazzi che potrebbero essere celebrati in forma comune. Sì, il sentimento è un po' questo, quello di farlo in maniera comune, di farlo a Musile perché 3 dei 4 ragazzi erano appunto residenti a Musile e domani ci sarà una riunione con tutti i genitori affinché possano decidere quello che vogliono per i loro figli e noi come amministrazione saremo dei semplici esecutori delle loro volontà. L'ipotesi è di salutare per l'ultima volta Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni giovedì mattina al campo sportivo di Musile, sufficientemente capiente. 3 comunità, Musile, San Donà e Jesolo, colpite da una tragedia indicibile. A Jesolo, il giorno dei funerali, sarà lutto cittadino. Direi che era doveroso anche da parte del nostro comune fare questa delibera di giunta in cui abbiamo proclamato il lutto cittadino, ovviamente, e quindi con la bandiera a mezz'asta, perché anche se non erano cittadini di Jesolo, ma comunque erano cittadini di 2 comuni vicini, Musile di Piave e San Donato di Piave, e quindi come che fossero dei nostri cittadini, anche perché l'incidente è avvenuto proprio nel nostro territorio. Ho sentito i colleghi di Musile e di San Donato, stanno organizzando i funerali, vediamo se li fanno tutti assieme, tutti e 4 i ragazzi, e sicuramente parteciperemo io, ma anche più di qualche cittadino.